Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si alza il sipario su un nuovo appuntamento di tempi supplementari, come di consueto ogni giovedì dalle 21, canale 10 del digitale terrestre in Calabria e in Sicilia orientale. Come di consueto non vedete il volto di Paolo Amedeo, mi vedete da un lato diverso. Quest'oggi Paolo Amedeo, impegnato per motivi istituzionali, ha rappresentato la Calabria in un evento d'eccellenza al Quirinale, protagonista con il liceo sportivo Silvio Lopiano a Roma, le veci della Calabria per una Calabria sempre migliore, sempre più grande. Approfondiremo questo tema, ma come sempre una puntata proiettata anche ai tanti temi del calciomercato, che vedrà protagonista anche Teleeuropa Network con una programmazione apposita, il bilancio della stagione del Cosenza, il Crotone che si gioca la salvezza negli ultimi 90 minuti, tanto calciomercato appunto, e l'analisi dei playoff in Serie C. Quest'oggi anche lei, parte integrante della squadra, bellissima, preparata, ci è tornata a trovare Paola Palmieri. Ciao Paola, ben trovata. Ciao Attilio. Ritornano due amici di tempi supplementari, l'avvocato e presidente dell'associazione Cosenza nel Cuore, Antonello Aprile. Grazie per l'invito, buonasera. E l'agente e avvocato, anche in questo caso protagonista del mercato, già in giro per l'Italia per seminare talenti su talenti, ma approfondiremo anche questa tematica, l'agente Andrea Leone. Ciao Andrea, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. In regia il nostro capitano Enzo Leonetti, pronto a darci le sue indicazioni per vedere le immagini e tutto quello che è successo anche nell'ultimo turno di Serie B, un turno di Serie B, l'ultimo che ha visto il Cosenza trionfare meritatamente, inaspettatamente anche per certi versi sul campo della Salernitana. Farei un primo giro di commenti sulla chiusura col botto, avvocato, di un Cosenza protagonista anche su un campo storicamente abbastanza complicato. Sì, è stata, come tutti stanno dicendo, stanno commentando, la ciliegina sulla torta. È stata una partita strepitosa, un grandissimo Palmiero che ha dimostrato tutta la sua, io oserei dire, eleganza nello stare in campo, un Cosenza in forma contro una squadra che è veramente spenta, e la vedo dura per questo finale di campionato. Una classifica, Andrea, che ha visto il Cosenza protagonista anche sognando per certi versi i playoff, sfumati per qualche punticino, andando a trovare però il pelo nell'uovo. Secondo te cosa è mancato al Cosenza per fare il definitivo passo di qualità, il salto di qualità e giocarsi poi un ulteriore sogno? Ma guarda, secondo me il Cosenza ha ha spinto di più sull'acceleratore quando mentre le altre società o comunque mentre le altre squadre erano in appannaggio, quindi ha sfruttato questo momento positivo e la squadra ha fatto cerchio, ha fatto gruppo e si sa che alla lunga poi questo paga positivamente e i risultati arrivano, e questo secondo me è il pregio di questa squadra che è stata creata quest'anno appunto per rimanere nella categoria e non rischiare niente, il compito che è stato difficile nella prima parte di campionato ma che è riuscito alla fine a raggiungere il proprio scopo nel migliore dei modi. Avvocato, citavi prima l'eleganza di Luca Palmiero, che è stato uno dei talenti maggiormente messi in mostra dal Cosenza in questa stagione insieme a Gennaro Tutino e tanti altri. L'emblema della stagione del Cosenza è stato proprio l'esplosione di questi talenti, Luca Palmiero, anche lo stesso Gennaro Tutino sotto l'ala protettiva di un padre più che di un allenatore, anche in molti casi come Piero Braglia. Parto da Braglia. Braglia è definito dagli stessi tifosi il leader della squadra e non è sempre così, il leader di solito sta in mezzo al campo e quindi questo sta a dimostrare, come dici tu, padre, no? Che cerca di far crescere i giocatori. Lui lo ha fatto in questi 2 anni e devo dire che lo ha fatto egregiamente. Se pensiamo a Palmiero, Palmiero lo ha educato, diciamo così, alla nuova categoria, centellinandolo nelle prime uscite di questo campionato e poi lo ha lanciato definitivamente e ovviamente Palmiero si è preso la mediana del Cosenza e lì poi è andato
fino al gol strepitoso a Salerno. Un Cosenza versatile dal punto di vista tattico, anche in alcune partite con il 4-2-3-1, con il 3-5-2. È stato questo anche uno degli emblemi della grande stagione, Andrea, questo trasformismo dal punto di vista tattico? Sicuramente non avere punti di riferimento per l'avversario poi diventa molto più difficile da gestire, in quanto un allenatore, sapendo che deve affrontare una squadra con un determinato modulo, ritrovandosi poi a combattere diversamente, cambia le carte in tavola, e questo ha agevolato tanto il gioco del Cosenza. Stiamo parlando comunque sia di Braglia, che è un fautore di questo modo di giocare, cambiare gli interpreti per avere un unico risultato, la vittoria, e lui ci è riuscito nella maggior parte dei casi. Secondo te, avvocato, c'è stato un momento in cui il Cosenza ha davvero rischiato, non dico di abbandonarla questa categoria, ma di pensare di non potercela fare? Ma sono contento di questa domanda perché è attinente e mi piace rispondere. Allora, il Cosenza è stato costruito per una salvezza ovviamente tranquilla, ma questo è un obiettivo minimo di tutte le squadre che non vogliono, ovviamente non hanno obiettivi di promozione. E il Cosenza è riuscito, il Cosenza aveva avuto due volte, diciamo così, il giro d'andata, che secondo me è stato il vero e proprio miracolo, e l'ho detto anche Braglia in una conferenza stampa delle ultime partite, una rosa di Serie C, perché ricordo che in molte occasioni, in molte partite al girone d'andata abbiamo giocato con undicesimi di giocatori che venivano dalla Serie C, e il Cosenza ha terminato il giro d'andata a 19 punti, 19 punti è già una quota salvezza o giù di lì. E poi Trinchera ha fatto delle grandi operazioni di ribaltone, diciamo così, della rosa, con giocatori che evidentemente avevano un po' illuso e deluso le aspettative, e li ha cambiati con giocatori, vedi Embalo, vedi Sciaudone, che hanno portato molti punti al Cosenza. Poi c'è stato il reinserimento di Perina, tutti giocatori che hanno portato un bottino pesantissimo al Cosenza, tant'è che si è salvato poi tranquillamente, ancora più tranquillamente, a 3 giornate dalla fine. Il Cosenza si è imposto in questa stagione come autentica sorpresa, anche come bellezza della nostra Calabria, un po' come la nostra Paola Palmieri nelle ultime puntate, quindi che sta tenendo i telespettatori di Tempi Supplementari e Teleuropa Network ancora maggiormente più incollati al teleschermo del canale 10 del digitale terrestre. Ritornando sull'analisi a 360 gradi di un Cosenza in ottica mercato, Andrea, quale credi possa essere il calciatore maggiormente appetibile per il Cosenza, che possa garantire una plusvalenza? Poi ci concentreremo ovviamente sui possibili innesti, perché il Cosenza e il direttore sportivo Stefano Trinchera sono già al lavoro. Guarda, sicuramente come plusvalenza parliamo di giocatori di proprietà. Questo forse in questo momento è un po' un handicap per questa squadra, che ha molti prestiti, quindi alla fine dell'anno vedremo andare via molti giocatori che sono stati formati e hanno fatto molto bene a Cosenza, andare via a costo praticamente a zero. Sicuramente c'è da sottolineare magari la crescita di alcuni giocatori, come ha detto prima anche l'avvocato, anche lo stesso Perina ha confermato di essere un portiere di categoria superiore, perché è tornato al momento giusto e si è fatto trovare pronto, ma anche lo stesso Palmiero, lo stesso Tutino, ma buona parte della squadra ha fatto molto bene quest'anno per essere stato il primo anno di Serie B, ecco. Una 37esima giornata che ha visto il Crotone, ahimè, cambiando argomento, soccombere ai danni di uno Spezia che è certificato anche dal punto di vista aritmetico l'ingresso nei playoff, uno Spezia che poi sarà spartiacque della lotta promozione tra Lecce e Palermo. Avvocato, è un Crotone che oggi deve ancora temere per la sua salvezza, oppure credi che un punto possa essere sufficiente contro l'Ascoli? Ma il finale è molto incerto, ci sono diverse squadre in pochissimi punti, quindi non si può dire se sì, molto probabilmente un punto basterà e il Crotone riuscirà a salvarsi. Bisognerebbe capire le intenzioni reali a questo punto della Salernitana, perché lì fra allenatori tolti e spogliatoio non proprio idilliaco, ci sono parecchi problemi.
è una tifoseria che incombe, ci sono parecchi problemi e quindi è molto incerto. Certo è che il Crotone è riuscito con pazienza a non disperarsi, perché la classifica si era fatta veramente difficile per una squadra poi costruita, e non dico per salire, per arrivare primo, però comunque per avere un posto al sole nella promozione in Serie A, nel ritorno in Serie A, e con pazienza il ritorno di Stroppa ha consentito di ritrovare quella tranquillità dello spogliatoio e lavorare e sacrificarsi per quei punti importanti che poi sono serviti per cercare di lottare col minimo sforzo, direi, in questo finale di campionato al salvarsi. Una tranquillità perché, Andrea, non è stata mai trovata in questo campionato a Crotone. Come diceva prima l'avvocato, appunto, forse anche questi tanti cambi che ci sono stati, anche a livello di gestione società, perché comunque quando il Crotone ha fatto la squadra pensava appunto di dover fare un campionato di Serie B da vertice e ritrovarsi automaticamente in Serie A. Ha un po' di difficoltà, le ha trovate, i risultati si sono visti e questo poi durante l'anno ti cambia anche l'umore in squadra. Sappiamo tutti quanti che purtroppo, o meglio, l'umore di una squadra è importante, il gruppo è molto importante a tenerlo unito e far funzionare così una squadra per far bene, insomma. Forse esagererò nel termine, no? Ma individuando le cosiddette mele marce all'interno di uno spogliatoio, il Crotone ci è riuscito alla grande. Mi riferisco a Budimir, Stojan, non dico che fossero mele marce, ma dei calciatori che probabilmente non si erano calati nella categoria Serie B come la società ci si aspettava. Dopo il mercato di gennaio, come faceva intendere anche l'avvocato Aprile, il ritorno sul mercato, il ritorno di Giovanni Stroppa, un'idea tattica ben precisa, un 3-5-2, il Crotone finalmente è riuscito ad avere una sua identità. Ma a questo punto, facendo un po' un parallelo, avvocato, tra Crotone e Cosenza, quanto conta in un campionato avere un'identità? Non dico schierarsi sempre con lo stesso modulo, però essere sempre lì sul pezzo, mostrare la tua idea indipendentemente dal campo in cui vai a giocare. Questo è fondamentale anche per recuperare quel gap tecnico che si potrebbe avere con le squadre molto più attrezzate. Il Crotone da un lato direi che non è tanto il fatto di giocatori che si dovevano calare o ricalare, anzi per meglio dire, nella Serie B, perché poi alla fine erano giocatori di Serie B andati in Serie A per pochissime presenze, lì poi c'è il gioco della gestione della società e di inculcare quelle giuste motivazioni più che altro. E infatti poi questi giocatori sono stati tolti. Il Cosenza, diciamo che Braia ha cercato di dare quella precisa identità al Cosenza al di là del modulo, e abbiamo visto che voglio dire, guardando le partite della Serie B, poche squadre giocano come il Cosenza, veloci, palleggio veloce, cercano di imporre sempre il proprio gioco, e per una squadra che si deve salvare non è assolutamente poco, e questo gioco ha permesso di fare un campionato veramente straordinario, che addirittura adesso c'è il rammarico di questi mancati playoff che solo a 3 punti, Cosenza ha finito il campionato a soli 3 punti, una vittoria. Anzi addirittura potrebbe arrivare a pari punti col Verona, considerati i 3 punti a tavolino, quindi voglio dire, Verona con un paracadute di 25 milioni di euro, capite bene le follie poi della Serie B, ma una Serie B palpitante, Paola, che ovviamente lotta promozione in ballo, lotta per non retrocedere in ballo. Un pronostico veloce per i nostri ospiti, partendo da Andrea: chi va in Serie A, Lecce o Palermo? Entrambi avranno un impegno abbastanza complicato sulla carta, ma chi vedi in questo momento più pronto? Secondo me in questo momento è il Lecce quello che è favorito per vincere e andare in Serie A. Avvocato? Sì, il Lecce ha dimostrato di avere una grande forza in zona offensiva, grande pubblico. Il Palermo, sì, per via delle sue problematiche societarie, potrebbe appunto influenzare questo finale di campionato, ma alla fine è difficile che il Lecce riuscirà a perdere punti preziosi, anche se i 3 punti li ha persi anche in modo molto sorprendente come contro il Padova,
e le ultime partite non sono semplicissime perché giocano tutte e due contro squadre molto in forma e se la devono sudare. Sudare assolutamente. Paola, tra Lecce e Palermo, quale di queste due città ti affascina maggiormente? Magari sei stata in una delle due? Beh, sicuramente Palermo. Più calda Sì. effettivamente come piazza. L'importanza di un eventuale Palermo in Serie A, Palermo che è stato rilevato dalle mani di Maurizio Zamparini, un buco di bilancio enorme che vedremo se verrà colmato o meno dalla nuova società del presidente Tutto lo Mondo, Arcus Network. Bisognerà fare chiarezza anche sull'eventuale posizione di Rino Foschi, ma è una Serie B che anche per non retrocedere rischiano tutti: Salernitana, Foggia, piazze importanti, squadre allestite e costruite certamente per altri obiettivi. Andrea. Assolutamente sì, stiamo parlando di piazze che comunque storicamente le ricordiamo anche a gradini più alti della classifica. Quest'anno secondo me è stata un'annata un po' strana, particolare, perché alcuni risultati non si aspettavano, anche giocatori magari che sono stati presi per determinate situazioni del campionato non hanno dato il loro frutto. Diciamo che è stato un campionato un po' atipico per quello che posso ricordare io storicamente, sia da parte del Foggia che dal Carpi che anche da altre società, insomma. A livello numerico sicuramente. Ma siamo nell'anno delle pazzie, guardando ieri anche la Champions League, sì, a quello che è successo, sicuramente siamo nell'anno in cui non ci stiamo annoiando, ma guardando la classifica, il dato che non rispecchia fedelmente sono formazioni tutte paradossalmente allestite per non lottare, per non retrocedere. Anche lo stesso Venezia, lo stesso Foggia, che inizialmente sembrava aver dato all'allora tecnico Grassadonia una rosa per i playoff con Iemmello, Mazzeo, Galano, la stessa Salernitana reduce da un mercato di gennaio importante con l'arrivo di Emanuele Calaiò. Perché secondo te, avvocato, cosa manca quando in queste situazioni ti trovi a lottare per un obiettivo che francamente non ti compete? Il tecnico, semplicemente il tecnico, perché se c'hai forti giocatori ma non riesci a creare quel gruppo che solo il tecnico può avere. Parlavamo di Braia leader, una delle finalità di essere leader è proprio questo, di creare e di combattere un gruppo dello spogliatoio, e quello ti fa vincere le partite. A Foggia abbiamo visto partitacce, però Foggia ha un tasso tecnico molto elevato, qualche giocatore anche ex Cosenza, però lenta, squadra lenta, il Foggia prevedibile, gioca sulle casualità e sugli errori della squadra avversaria, che l'ha portato a far pesare ancora di più quel gap di punti che ha avuto, che non è riuscito poi a razzerare completamente. E questo è il problema. Volevo fare una piccola precisazione sul mercato del Cosenza, siccome prima era stato accennato. Il mercato del Cosenza secondo me io lo vedo molto positivo, perché è vero, come diceva Andrea, che ci sono parecchi prestiti, quindi si dovrà lavorare sul rinnovo di una rosa, appunto a recuperare giocatori, però abbiamo visto che in questi 2 anni abbiamo valorizzato molti giovani, e Cosenza potrebbe diventare un po' il Crotone di questi ultimi anni, che era il punto di riferimento di tante squadre di Serie A che davano a Crotone i giovani, appunto con l'obiettivo di valorizzarlo, e il giovane poi potrebbe anche con operazioni finanziarie, diciamo così, fare cassa addirittura. Chissà un domani sognare obiettivi sempre più ambiziosi. Il Cosenza si sta attrezzando pian piano con la famosa politica dei piccoli passi intrapresa dall'inizio dell'era Guarascio, che fin qui ha portato certamente a risultati accettabili. Follie nel calcio, potremmo scriverci un libro tranquillamente, caro Andrea. L'ultima, secondo me, l'esonero a una gara dal termine di Gregucci, forse la prima volta in cui Claudio Lotito mette realmente in discussione il direttore Fabiani. Secondo il retroscena, secondo le nostre informazioni,
Fabiani non avrebbe voluto, non era per un cambio d'allenatore, ma la proprietà, anche su indicazione si dice di qualche dirigente dall'alto, avrebbe indicato un cambio d'allenatore come soluzione ai problemi della Salernitana. Ma a questo punto della stagione penso che serva a ben poco fare un cambio del genere, anche perché non porta a niente, o comunque far terminare una stagione in questa condizione e poi fare un cambio perché ti arriva dal vertice ha poco di significativo, soprattutto in questo momento che sta attraversando in maniera particolare proprio la Salernitana, non ha alcun senso. Non ha alcun senso, ma poi, come canta Vasco Rossi, un senso non sempre hanno le cose. Però è un campionato di Serie B che... Un po' come il Palermo ha cambiato anche l'allenatore. Sì. Il senso di poi sollevare dall'incarico Stellone non c'è stato, la scossa, la sterzata degli allenatori che stanno tornando poi di moda, i Serse Cosmi, Delio Rossi, anche lo stesso Serse Cosmi, il Venezia non ha avuto la sterzata che poteva avere, o no, Avvocato? Ma quando costruisci una squadra e poi cerchi di cambiare guida tecnica nelle ultime partite, diciamo che è il classico gesto della disperazione, semmai si doveva fare prima, che quasi sempre porterà a poco, e infatti abbiamo visto che non ci sono stati quei grandi miglioramenti. Dovremmo avere in collegamento il mister grandissima esperienza, uno dei decani degli allenatori italiani, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. A tempi supplementari mister Bortolomutti. Salve mister, buonasera. Buonasera a voi, buon pomeriggio, salve. Un campionato che stavamo commentando, quello del Cosenza, che si aspettava così in alto? Guarda, pensavo che magari proprio anche come approccio, che poteva soffrire magari un po' di più, invece è stato fatto un bel percorso, devo fare i complimenti a tutti perché ha gestito veramente in modo intelligente e importante un percorso che era nato all'inizio con delle difficoltà incredibili, visto anche il problema campo e così. Invece effettivamente Braglia e i ragazzi hanno saputo gestire con grande diciamo così, capacità e intelligenza. Il percorso non era facile. Mentre un percorso più complicato, mister, sicuramente più tortuoso in questo campionato di Serie B, ce l'ha avuto sinceramente il Crotone. Perché a suo avviso il Crotone non ha fatto il campionato che doveva fare? Ma guarda, il Crotone per me aveva un organico, e ce l'ha tuttora, che poteva effettivamente essere molto competitivo. È stata un po' una delusione generale vedere il Crotone in una situazione del genere, forse anche il cambio affrettato, il proprio allenatore non è stato, diciamo, producente, l'avvento di Odo è stato diciamo, molto deleterio proprio anche sotto l'aspetto per la classifica, per l'autostima del gruppo. Forse è stato gestito male un pochino il discorso tecnico, ecco. Nello stesso tempo poi quando ti trovi queste difficoltà non è facile gestirle e uscire perché i concorrenti viaggiano e quando la classifica diventa sofferente i problemi si ingigantiscono. La lotta a promozione, mister, vede una delle sue tante ex squadre protagonista, il Palermo, che ha cambiato proprietà. Tra Palermo e Lecce, secondo lei chi andrà su poi? Ma hanno tutte e due partite complicate, Cittadella e Spezia, due squadre ostiche, difficili. Il vantaggio del Lecce è la classifica, se il Lecce vince sicuramente la seconda piazza è sua. Vedremo, però ecco, è chiaro che sono due partite complicate per entrambe, per cui dovranno dare il meglio di se stesse, però vedo leggermente favorito il Lecce in virtù proprio della classifica che ha a disposizione. Mister, prima lei citava gli esempi di cambi d'allenatore che hanno fruttato qualcosa, le sue due ultime avventure in panchina, da una parte il Livorno, dall'altra il Padova, gestione di allenatori completamente diverse, risultati alla mano, Breda che è ancora in corsa per l'obiettivo, Centurioni, Bisoli prima che non è riuscito quantomeno a far sperare la piazza di Padova. Alla fine il Livorno si salverà e cosa non è andato a Padova? Ma a Padova probabilmente hanno sottovalutato
per me la categoria, non so, forti diciamo anche dell'allenatore, di una certa esperienza, l'allenatore che ha vinto il campionato, probabilmente le valutazioni che hanno fatto non erano consone e adatte proprio al valore della categoria che si andava. La Serie B devi rispettarla, cioè il Lecce come neopromossa ha allestito una squadra, diciamo, ha fatto degli investimenti importanti, ha costruito un organico sicuramente non da neopromossa ma da vera protagonista. Cioè, certe situazioni alla fine, se non sai valutarle bene e comporre, diciamo, quelle situazioni tecniche che sono necessarie in Serie B, poi alla fine paghi, e così è stato. Il Padova probabilmente per me ha sottovalutato un pochino troppo la categoria. Allarghiamo il cerchio, mister, ultima battuta sulla Serie A. Che cosa in questo momento manca alle contendenti della Juventus? Non dico per colmare il gap, ma quantomeno per giocarsela fino alla fine e rendere più vivo questo campionato. Ma manca la mentalità che la Juve non perde mai, in qualsiasi partita, anche quando è in grande difficoltà, riesce anche senza il bel gioco a portare a casa punti e risultati importanti. Quello che non riescono a fare, per dire Inter e anche il Napoli in certe circostanze si sono smarriti in fretta, ecco. Però è chiaro che poi il divario tecnico è fatto la sua parte, insomma. Però ecco, è mortificante avere una forbice di punti così tra la prima e la seconda, e tra la seconda e la terza. Questo effettivamente ha reso il nostro campionato insipido. Si gioca per la Champions, si gioca per non retrocedere, però per il titolo è così, effettivamente già dopo poche domeniche era già tutto scritto e comunque poi perde l'interesse anche il campionato. Un'ultima curiosità per lei da parte dell'avvocato Antonio Laprile, mister. Buonasera mister, Buonasera. sentendovi parlare mi veniva in mente di sottoporvi un paragone di due giocatori. Il vostro Stefano Fiore, perché il mister ha avuto Stefano Fiore, e Palmiero. Somigliano tutti e due i giocatori, secondo voi? No, scusa, non ti sento male, non ho capito bene. L'avvocato sosteneva se poteva esserci una somiglianza tra il suo Stefano Fiore e l'attuale Palmiero del Cosenza. Palmiero sicuramente sono due. Adesso Palmiero è chiaro, è in una fase di evoluzione, però a livello tecnico è sicuramente notevole. Penso che si possano sposare benissimo come confronto. Certo, Palmiero adesso ha davanti un percorso e dovrà confermare tutto quello di buono che ha fatto vedere. Ringraziamo il mister Bortolomutti per essere stato con noi. Ciao mister, alla prossima. Ciao, arrivederci a tutti. Noi dobbiamo fatturare, pubblicità, poi torniamo a tutto calciomercato, sempre. Tempi supplementari. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A corpo anche durante la pausa pubblicitaria, la nostra Paola Palmieri ha una delle sue curiosità per Andrea Leone. Sì, com'è cambiato in questi ultimi anni il calciomercato? Bella domanda. Negli ultimi, diciamo che prima c'erano tanti colpi di mercato, si parlavano di questi grandissimi colpi di mercato e tutto andava sempre di pari passo di anno in anno. Ultimamente invece la tendenza è quella rivolta ai giovani e quindi si va alla ricerca da parte della società, quindi anche per noi, per i lavori, di cercare la novità da portare in una squadra. Soprattutto questo è dovuto anche al nuovo regolamento che impone alle società di guardare nei settori giovanili, soprattutto nelle primavere, e questo è un bene anche per il nostro calcio e ha portato questa positività a livello lavorativo, guardando anche un po' quello che è l'Italia in se stessa, senza guardare all'estero. Per quanto
riguarda invece le squadre di Serie A, quindi i grossi club, diciamo, questa peculiarità ancora non è entrata tanto nella mente, e nei match analyst mi potranno avere ragione, perché anche i direttori sportivi ancora sono molto aperti per il mercato estero, sia per una questione di convenienza economica ma anche per qualità di giocatori, e ancora si va a guardare tipo la Juventus che va a pescare questi grandissimi campioni senza andare ancora a scovare quello che c'è di buono in Italia, facendo il bene della nostra nazione. Soddisfatta della risposta? Esaustiva, Abbastanza. Paola? Da parte dell'avvocato e il nostro amico personale, noi facciamo tipo Grazie. verità, caro Andrea Leone. Ritornando però a un grosso club, faceva riferimento prima Andrea, il Napoli, titolare del cartellino di Palmiero, titolare del cartellino di Tutino e titolare del cartellino di un obiettivo di mercato del Cosenza, lo abbiamo svelato anche da questi microfoni la settimana scorsa. Gaetano, talento classe 2000, piace moltissimo al Cosenza. La spina dorsale del Cosenza, Dermacu, Palmiero e Tutino, si può ripartire senza questi calciatori, avvocato? Vabbè, certamente si può ripartire, probabilmente si dovrà ripartire, perché sono giocatori che, per la verità, su Dermaco lo sforzo economico sia stato fatto. Probabilmente il giocatore aveva già la via per ruoli, per posti più importanti, di salto di categoria o addirittura all'estero, e giustamente ha ritenuto di non rimanere. Poi ovviamente, come sai, le vie del mercato sono incerte e infinite. Sono infinite. La situazione di Luca Palmieri in questo momento vede il Cosenza avere un diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Su Tutino abbiamo spiegato dell'interesse di 2 club su tutti in Serie A, Sassuolo e Udinese, mentre Kastrot Dermacu la scelta è stata fatta, andrà via da Cosenza, nonostante il Cosenza ha proposto anche un rinnovo a livello economico molto importante. Il calciatore vuole la Serie A, il Torino ci aveva pensato, ma in questo momento il club più forte in pole position per assicurarsi il forte difensore è il Parma del direttore sportivo Daniele Faggiano. Andrea, questi calciatori hanno avuto poi un impatto sul mercato in questo momento devastante. Andrea, tutti pazzi per Palmiero, Tutino e Dermacu. Ma sai meglio di me che in questi momenti ogni giocatore vive di questi palcoscenici che sei riuscito a creare da solo, no? Quindi anche Dermacu, Palmiero, Tutino stesso sono giocatori che si sono messi in evidenza in quest'ultimo scorcio di campionato. Dermacu è un giocatore che si sapeva già da quando è arrivato a Cosenza che ambiva a qualcosa di più alla Serie A, anche per quello che ha dimostrato durante il campionato a Cosenza. È sicuramente un giocatore che si fa notare, quindi nella difesa ha personalità, ha un modo di gioco particolare, sembra già pronto per entrare a mantenere sicura una difesa importante anche di Serie A. Tutino e Palmiero si sono espressi pian piano, sono cresciuti, si sono evoluti, sono diventati giocatori importanti. Il Napoli, mentre inizialmente facevi il buon padre di famiglia, no? Davi un'occhiata e poi tornavi a fare il tuo lavoro, davi un'occhiata e tornavi a fare il tuo lavoro, adesso ha concentrato gli occhi su questi 2 gioiellini, perché aver cresciuto questi 2 ragazzi in questo modo ha fatto sì che il Napoli potesse ritornare ad avere una certa attenzione su questi giocatori, e chissà cosa ha in programma per loro, perché è detto anche che possono tornare a casa, ma magari essere rigirati in qualche altra società importante. Stiamo parlando del Napoli che comunque ambisce sempre ai primi posti in classifica, e c'è sempre un turnover da fare anche all'interno. È complicato la gestione, però secondo me Palmiero, Tutino e Dermaco sono 3 giocatori fondamentali. Andarli a cambiare per il Cosenza sarà secondo me uno stimolo, perché sapere di poter fare così bene, o comunque sia andare sul mercato e avere una coscienza di trovare talenti di questo genere, per un direttore sicuramente è una cosa molto bella riuscire a trovare una tipologia di giocatori così ottimale, che si riescano a mettere in evidenza, allo stesso tempo orgoglio per l'allenatore che è riuscito a fare così bene in quest'ultimo periodo, diciamo. Assolutamente sì, poi le situazioni che in questo momento vanno delineandosi soprattutto su Palmiero e Tutino, conosciamo le 2 proprietà di Napoli e Bari da una parte, la stessa, il Bari da quanto ci risulta farà un tentativo difficile per portare entrambi a Bari, poi
la volontà del calciatore è quella che conta, soprattutto nel calcio moderno. Il Bari, tra l'altro, che ha puntato i fari su un altro grande protagonista, soprattutto della seconda parte della stagione, avvocato Pietro Perina, un altro su cui il Cosenza deve puntare forte per la prossima stagione. Sì, Perina ha dimostrato di essere un portiere di categoria, si sa che si stanno muovendo diverse società, tu sicuramente saprai, per Perina, però ha un altro anno di contratto, quindi se lo vogliono lo devono pagare al Cosenza, e noi certamente partiremo proprio da Perina in porta. Palmieri e Tutino io li definisco come un volano, nel senso che loro ovviamente per quello che hanno fatto sicuramente potranno arrivare lontano, ma anche, come dicevo prima, il Cosenza diventa un modello per lanciare i giocatori, quindi molte società di Serie A cominciano a vedere il Cosenza in un certo modo. Io ricordo anche Okereke, lo scorso anno Trinchera lo portò a gennaio, noi infatti Tutino ha fatto 10 gol in Serie B all'esordio, Okereke stessa cifra, quindi voglio dire, sono stati due giocatori che hanno fatto bene in Serie C e poi si sono confermati in Serie B, e noi con lo stesso allenatore Braglia, che ha lanciato e ha valorizzato i giovani, potremmo continuare questa scia. Un'ultima di giornata, tra l'altro, su Okereke che è piombato il Sassuolo, mezzo belgio, sta impazzendo per Okereke da gennaio, in primis lo Standard Liegi, ma è un calciatore su cui lo Spezia farà logicamente le dovute valutazioni alla caccia del miglior offerente. Andrea, il Cosenza deve prescindere secondo te da un investimento in attacco? Maniero e Litteri non hanno reso per come ci si aspettava. È fondamentale averlo un centravanti di un certo livello in Serie B se vuoi veramente alzarla l'asticella. Guarda, il gioco del Cosenza si è espresso per l'80% fino a centrocampo. Il problema del Cosenza è stato appunto in attacco, perché Maniero e lo stesso Litteri non hanno dato quell'apporto che Braglia secondo me si aspettava. Ricollegandomi al discorso precedente, una squadra quando programma avere delle plusvalenze su determinati giocatori deve avere giocatori di proprietà, perché è vero che noi abbiamo fatto bene con Palmiero, con Okereke, con Sciaudone, con Dermaco, o comunque con tutti questi giocatori che li abbiamo resi grandi, d'accordo? Li abbiamo resi importanti, però dall'altra parte è anche vero che questi giocatori sono rientrati nelle società di appartenenza e sono diventati delle vere e proprie plusvalenze per le società di proprietà, perché è vero che Okereke è un grande giocatore, ma è anche vero che è di proprietà dello Spezia, che adesso magari dopo un anno in Serie B ne vedrà i frutti e quindi è plusvalenza. Stesso discorso per Palmiero, stesso discorso per Tutino, stesso discorso per buon 70% della squadra Cosenza Calcio, d'accordo? In questo momento sarebbe pensabile magari investire sì per migliorare la rosa, ma visto che si parte da una rosa da rifare per circa il 70% da capo, sarebbe meglio acquistare dei giovani giocatori interessanti, o comunque sia far sì che il settore giovanile del Cosenza possa avere sfornare qualche nuova leva per il Cosenza di prima squadra, per far sì che anche il Cosenza, come ai vecchi tempi, come ricordo anche io quando ero piccolo, alla fine a Cosenza uscivano giocatori importanti, da Cosenza bisogna che escano delle plusvalenze, che si abbiano delle plusvalenze, e non far crescere giocatori che non siamo noi proprietari di questi giocatori, altrimenti non arrivano i frutti, non abbiamo niente, non abbiamo fatto niente. Facciamo giocare giocatori di altre società per poi ritrovarci di nuovo senza niente. In grafica, grazie all'ausilio di Enzo Leonetti, Avanti insieme abbiamo titolato a braccetto. Il feeling che si è creato è notevole, avvocato, è palpabile tra Piero Braglia e Stefano Trinchera, due certezze per puntare in alto dal prossimo anno. Partiamo da loro. Noi su Braglia l'abbiamo nominato sindaco già da un anno in ritiro, perché appunto è un leader, e il duo Braglia-Trinchera ha dimostrato di essere una coppia molto affiatata, è in fase di mercato
l'abbiamo visto. Braglia ormai ha in pugno lo spogliatoio, ha in pugno anche la tifoseria, ha in pugno i giornalisti, c'è in pugno tutto l'ambiente del Cosenza, un po' come faceva Di Marzio tanti anni fa. E quindi da buon toscano sa come muoversi, e Trinchera sicuramente un po' ha carpito le sue qualità, e lui poi in fase di mercato le operazioni che ha fatto sono operazioni interessanti. Certo, è ovvio che quando hai un budget piccolo prendere un giocatore che poi non ti rende è ancora più facile, c'è il rischio di prendere dei giocatori che poi deludono. Così succede ogni anno, però poi in fase di finestra di mercato di gennaio riesce a riparare. Faccio presente che anche quest'anno, ne parlavamo prima, Padova, Carpi e lo stesso Livorno hanno fatto grandissime e numerosissime operazioni a gennaio, però sono tutte squadre che sono in C addirittura già adesso, e il Livorno sta lottando per non arrivarci, quindi voglio dire, il Cosenza invece è riuscito a migliorarla questa rosa. Il Crotone invece ripartirà da Giovanni Stroppa in panchina. Andrea, che ha ancora un altro anno di contratto a cifre importanti, sono tanti i calciatori in scadenza di contratto, uno ha rinnovato, Barberis, fino al 2021, gli altri Simi, per cui si sta trattando. Il Crotone è abbastanza fiducioso, è la strada giusta quella di riconfermare magari questi calciatori che sono anche molto appetiti sul mercato, vedi Simi, vedi anche lo stesso Rodien, ma ritornerà ad essere il Crotone che tanto bene ha fatto negli anni, attingendo dai vari vivai d'Italia per potersi poi proporre il prossimo anno in una veste diversa. Ma guarda, secondo me Crotone ha ritrovato la strada giusta, ha rimesso la testa a posto, in poche parole, perché ha dovuto fare un mea culpa e capire che quello che era il percorso che stava facendo non era produttivo per come si pensava. Puntare su Simi è la scelta migliore, perché giocatori che vorrebbero già in Serie A, Serie B, molti miei colleghi addetti ai lavori ci hanno fatto un pensierino, perché comunque sanno di che giocatore stiamo parlando. Secondo me la strada che c'è da percorrere è quella del sacrificio, però Ursino con tutta la società sanno come valorizzare i propri giovani e avere sempre la pedina giusta al momento giusto. È un discorso molto produttivo per il Crotone, secondo me. A proposito di nuovi innesti, di calciomercato, anche tempi supplementari, una settimana fa ha fatto calciomercato. L'innesto è stato Paola Palmieri, giudicata da tutti come il botto di calciomercato di tempi supplementari, però avvocato, ritornando sempre in chiave Crotone, in chiave scadenze di contratto, in chiave ripartenze, oggi il Crotone può pensare l'anno prossimo, secondo te, di riproiettarsi con lo stesso modello, nel senso vincere il campionato, quello è l'obiettivo, oppure, come diceva giustamente prima Andrea, un Crotone che si riproietta al campionato come ai tempi di Bernardeschi, Florenzi, delle plusvalenze famose che poi hanno fatto storia? La storia del Crotone è quella, quindi è difficile pensare in altri tipi di operazioni. Certo, il Crotone ha avuto anche il paracadute più piccolo, però voglio dire, potrà fare forse ancora qualche operazione un po' più costosa, ma se i contatti tra la società Crotone, quindi penso alla possibile permanenza ancora del direttore Ursino con le altre società, allora il discorso che ha fatto sì che il Crotone diventasse la storia per rilanciare i giovani nel mondo del calcio in cadetteria potrà continuare. Aspirare a salti di categoria, secondo me proprio questo è stato il grande errore di quest'anno del Crotone, perché la Serie B è quella. Quest'anno poi abbiamo visto che tutte le squadre che sono scese dalla Serie B col paracadute notevole, vedi Verona, sono in difficoltà. Palermo non ha vinto il campionato direttamente, il Verona è fuori dai playoff addirittura,
il Crotone ancora adesso sta lottando per non retrocedere, quindi la Serie B è strana, se non ti cali subito, ma come umiltà dico, non come categoria, ti punisce. Il disastro è la Sverona, perché io di disastro parlerei quando parti per vincere il campionato e poi rischi all'ultima giornata poi di non centrare l'obiettivo minimo playoff, scellerata la gestione tecnica, la gestione allenatore, puoi contare su Pazzini e non lo fai giocare, poi in termini di mercato è anche difficile poi ripartire e lavorare, anche perché il Verona, secondo quanto ci risulta, Andrea ha messo nel mirino Zdenek Zeman per la prossima stagione. Ma sai cosa accade? Sicuramente i giocatori del Verona non sono io ad elencarli per importanza e per storia, però alcune volte a un giocatore come Pazzini in Serie B gli manca quella voglia di di mettersi in discussione, perché come dicevamo prima, un giocatore che fa parte di un gruppo si deve sentire parte di quel gruppo per far bene o meglio. Quindi se magari quel giocatore quell'annata lì gli gira male o comunque sia nella sua testa non ha quella molla che scatta per far bene, può anche avere l'effetto contrario sull'effetto del gruppo, su tutto il gruppo. L'errore alla base, sì, cioè fai un quinquennale in Serie A a quelle cifre è stato un delitto, allora commesso da Bigon, che è attualmente in uscita da Bologna, però probabilmente le motivazioni mancano poi in un campionato che non gli compete. Appunto. Quindi, avvocato, quale attaccante sogni per il Cosenza? Un nome, i nostri telespettatori vogliono un nome. Però Pazzini entra e segna. Sì, ecco, la risposta è stata fornita sul piatto d'argento, l'avvocato Antonello Aprile vorrebbe già un po' Pazzini per il Cosenza è improponibile. Guadagna €1 milione a stagione. Ma io sono convinto che Litteri, se si riprende fisicamente, perché ha avuto un sacco di problemi quest'anno, purtroppo in parte già lo sapevamo, è un giocatore di categoria Litteri, quindi senza ombra di dubbio. Un ottimo punto di partenza per il Cosenza che verrà. Però Braia poi cerca sempre giocatori che esaltano l'uomo, seconde punte, ali, e lì Trinchera deve essere bravo a scovare qualcuno o tentare di riconfermare quantomeno Embalo, vista la situazione del Palermo. Il tentativo verrà fatto sia per Embalo che per Fiordilino, che sono due calciatori che piacciono molto al Cosenza, trattative già avviate, ma la matassa Palermo è ancora da sbrogliare, c'è un obiettivo da dover raggiungere, servirà pazientare un attimo per conoscere poi il destino sia di Embalo che di Fiordilino. Tra l'altro Embalo, ieri protagonista di una bellissima iniziativa, si è detto fiducioso di poter rimanere a Cosenza, così come lo stesso Sciaudone, così come lo stesso Maniero, una delle delusioni di quest'annata del Cosenza. Quindi nessuno vuole andare via dalla Calabria, Andrea, chissà perché nessuno vuole andare via dalla Calabria. Perché alla fine il blasone del Cosenza conta tantissimo, ci sono anche il bonifico puntuale, anche avere una società sana, magari non sarà altissimo, però è puntuale. Arriva così come a Crotone dall'altra parte, dove la strada, come dicevamo prima, è abbastanza tracciata, tornerà ad essere il Crotone delle plusvalenze. Tra l'altro il Crotone che ha già messo a segno delle operazioni importanti sul fine di gennaio, bloccando i 3 calciatori in rivelazione del Gozzano, allora in particolare Messias, quindi ci prospetta un calciomercato importante, si prospetta un calciomercato vibrante che potete seguire ovviamente su Ten. Vi do questa chicca, però ovviamente ci sarà modo e tempo per parlarne. È arrivata ora però di proiettarci, prima dell'ultima pausa pubblicitaria, sui playoff di Serie C che tra poco analizzeremo, però su una delle formazioni di Serie C che purtroppo non ha centrato il traguardo dei playoff, la Vibonese. Una chiave di lettura da parte dell'avvocato Andrea Leone: una stagione secondo te sufficiente per gli uomini di Nevi Orlandi? È la strada giusta quella di cambiare? Ti aspetti una conferma? Guarda, la Vibonese ha iniziato questo campionato come rivelazione, perché non dimentichiamo che arriva nella promozione di Serie D, quindi questo è il primo anno di Lega Pro. Lo ha affrontato nel migliore dei modi e questo va dato molto adito e un plauso al direttore Danilo Beccaria, che comunque ha fatto quadrati intorno ad un allenatore che li ha portati alla promozione diretta in Serie C.
Sicuramente nei programmi della società c'era di quella di stare nella posizione più tranquilla, quindi né di ambire ad una promozione diretta, tantomeno scendere di nuovo di categoria. E poi la fame viene mangiando, quindi sappiamo benissimo che se comincia a fare bene i tifosi pretendono di più e magari ambiscono ai playoff oppure le prime posizioni in classifica, ma è stato fatto un grande lavoro. Io posso dire che la Vibonese ha fatto un ottimo lavoro con quello che è riuscito a portare quest'anno in Lega Pro. Ti aspettavi qualcosa in più, avvocato, dalla Vibonese? Ci siamo ritrovati poi qui un mese abbondante fa con una Vibonese dentro i playoff, ma sì, non si può parlare secondo me di fallimento per una società che, come diceva Andrea, lavora sempre in maniera ottimale, puntuale nei pagamenti, società seria, una delle poche, soprattutto nel girone C, è una stagione secondo me sufficiente. Sì, il Vibonese c'è un presidente passionale pure, quindi ha lottato anche contro i disastri della Lega lo scorso anno, sicuramente ha fatto un ottimo campionato e quindi non è sicuramente ha fatto un campionato per le sue possibilità, secondo me. Assolutamente, è arrivato il momento, Paola, della pubblicità. Ecco qua, quindi non cambiate canale perché ci sarà Paola Palmieri. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ancora con tempi supplementari, eccola qui, ve lo preannunciavo prima, Paola Palmieri vi ha riaccolto, sta entrando pian piano di settimana in settimana nelle case degli appassionati calcistici calabresi e non solo, anche tutta la Sicilia orientale, in streaming in tutto il mondo dal sito di www.ten online, quindi nessuno può perdersi uno spettacolo così, ma anche la competenza dei nostri ospiti, non si offenderanno, preferiamo un altro tipo di spettacolo, vi chiamiamo per la competenza, non vi chiamiamo per la bellezza. Grazie. Allora, tornando sui playoff di Serie C, avevamo preannunciato prima playoff che vedranno protagonisti delle squadre importanti calabresi che si affacciano in motivi nettamente differenti. Eccola qui la nostra grafica preparata dalla nostra regia, si entra nel vivo, sognare si può, si partirà con Siena Novara, si proseguirà con Carrarese Pro Patria, con Provercelli Alessandria, il Rende che farà visita al Potenza in uno scontro che si prospetta assolutamente spettacolare, Virtus Francavilla Casertana e Regina Monopoli. Partirei dal Rende, avvocato, quante speranze ha secondo te il Rende di poter andare a fare risultato contro un ambiente, una formazione che si aspetta molto da questi playoff come il Potenza? Il Potenza ha un gruppo ben compatto, un ambiente infuocato, c'è entusiasmo, perché ricordiamo che il Potenza è una matricola, ma il Rende diciamo che ha già un anno di Serie C, quindi probabilmente qualche dinamica l'ha già assorbita e potrebbe passare il turno. Se non sbaglio deve vincere, però non ha il doppio risultato, quindi deve fare una buona prestazione, ma si sa, i playoff di Serie C sono lunghissimi sicuramente, però possono sorprendere. E chi meglio nel caso del Cosenza, anche se ci sono formazioni che hanno allestito e hanno speso tanto, mi viene in mente il Monza, anche la Feral Pisalò che ha deciso ad un certo punto di esonerare Mimmo Toscano e affidare la squadra a Damiano Zenoni, un tecnico esordiente, secondo me suicidandosi legittimamente. Mimmo Toscano ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera poi di essere un allenatore specialista in queste competizioni, in queste occasioni. La Regina, Gallo il presidente ha conquistato tutti, l'inaugurazione dello store, una folla oceanica a inneggiare un uomo solo al comando, ma in campo chi ha riportato serenità? Andrea e Roberto Cevoli. Assolutamente sì, non dimentichiamo da dove arriva la Regina e il proclamo fatto dal presidente e dove adesso la Regina non è un fatto
poco conto. Avere la possibilità di cambiare in questo modo o in toto proprio una squadra e portandola nei playoff, secondo me è già un grande passo e lo sta dimostrando, ma sono convinto che anche la Regina dirà la sua, come Rende dirà la sua. Diciamo che non stiamo parlando più di matricolo di squadre che medio-basse, stiamo parlando di squadre importanti che sicuramente hanno un loro peso e daranno significativamente un giusto risvolto a questi playoff di quest'anno, secondo me. Playoff che si prospettano spettacolari, poi entreranno il Catanzaro, entrerà il Catania, attualmente un Siena-Novara che fino a qualche anno fa si giocava in Serie A, adesso si gioca in Serie C, due formazioni che coltivano ambizioni, tra l'altro anche il Novara ha cambiato allenatore, via Beppe Sannino, torna William Viali. È un po' una tendenza che va via via prolungandosi, avvocato, quello di cambiare, di ritornare sui propri passi. Anche lo stesso Catania, via Walter Alfredo Novellino, torna Sottil, si torna sempre dove si è stati bene poi alla fine, avvocato. Ma io sono contrario a questi ingaggi di allenatori che esaltano quasi due categorie. Poi devono anche loro calarsi in questa categoria di Serie C e quindi è un po' difficoltoso. Io poi, tra l'altro, i playoff sono anche strani perché le squadre che si posizionano in alto devono stare parecchi giorni fermi e questo non è poi sempre un bene. L'abbiamo visto l'anno scorso, squadre spente fisicamente, quindi bisogna fare una buona preparazione e soprattutto intelligente per affrontare questa pausa. Lo sa bene il Catanzaro, Andrea, che da un po' di tempo sta programmando la scalata in Serie B, anche qui con la politica dei piccoli passi, ma come la formazione di Auteri si affaccia ai playoff, anche perché l'atteggiamento, soprattutto nelle ultime gare, sembra essere predisposto ad una programmazione appunto per un playoff da protagonista. Sì, quello che ha avuto in mente il presidente Noto è questo programmare la Serie B, ma l'aveva in testa dal primo momento che ha messo a piede a Catanzaro. Secondo me anche il Catanzaro quest'anno dirà la sua per quanto riguarda la categoria di Serie B, in quanto c'ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità. Non mi stupirebbe il fatto di vedere il Catanzaro giocarsi una finale per andare in Serie B, insomma. Una favorita, la tua, avvocato? Anche perché salgono già le semifinaliste quest'anno. Favorite ce ne sono tante. Il Monza del presidente Berlusconi, il Novara. Il Monza no, perché l'ho visto un paio di volte, non è che mi abbia proprio esaltato. Ci sono diverse squadre che possono dire la loro. Feral Pisalò sicuramente ha una buona rosa e secondo me alla fine potrebbe farci. Sei convinto anche tu, Andrea? Poi i Caracciolo, i Maiorino, i Canini, Simone Pesce possono fare la differenza in queste occasioni dove poi le motivazioni, l'esperienza, la grinta, anche la cattiveria ha il suo peso. Ma guarda, per fare un esempio, il Cosenza ci ha insegnato che la fame porta a vincere i campionati, perché comunque era una delle poche a sperare in una promozione in Serie B, pur vincendo molte partite di seguito nei playoff. Eppure ci ha insegnato che avere giocatori che fanno gruppo e creano coesione tra di loro ti può far vincere un campionato, quindi tutto sta alla miglior condizione possibile di questi giocatori. Chi di loro riuscirà a fare meglio gruppo, secondo me potrà avere il miglior risultato. Direi analisi perfetta come sempre del nostro amico Andrea Leone, agente che tra l'altro ha in procura un calciatore che sta attirando molte attenzioni. Mi riferisco ovviamente ad uno dei tuoi assistiti che in questo momento milita a Gibilterra. Sì. Cosa si muove, cosa bolle in pentola? Gabriele Novello, un ragazzo che è partito da qui, siamo andati all'estero per giocarsi questa scommessa con Gibilterra. Si è messo in mostra con 18 presenze, 8 gol, questo ha fatto sì che molti occhi di addetti ai lavori si sono mossi in positivo su di lui. Stiamo valutando adesso diverse offerte di club di Lega Pro ma anche di Serie B in Italia. Spero a breve di darti una buona notizia, insomma. Piace al Modena?
Piace al Modena, sì, piace al Modena, anche alla Cavese stessa hanno fatto un'offerta anche loro e stiamo valutando un bel po' di opportunità. Sicuramente. In tema di mercato, il grande protagonista del mercato, ne abbiamo parlato ampiamente nell'appuntamento odierno di tempi supplementari, Luca Palmiero è stato il grande protagonista insieme a Angelo Corsi di una bellissima iniziativa organizzata dall'associazione Cosenza nel Cuore Supporter Trust. Abbiamo in studio il presidente Antonello Aprile, pregherei anche la regia di mandare comunque le testimonianze di un evento che poi ha coinvolto la passione di tutti i tifosi del Cosenza, avvocato. Sì, queste foto che vedete le ha fatte il nostro associato Enzo Piterà, che è un fotografo che fa la fotografia anche a bordo campo durante le partite del Cosenza. Questa è la terza edizione del premio Marulla. Diciamo che stiamo crescendo sia di qualità che di numeri, perché ieri è stata una grandissima festa. Ecco, qui vediamo il contratto. Qui. Tra poco sveleremo una chicca. Eravamo ieri quasi 200 persone per ricordare Gigi, il nostro capitano a bandiera del Cosenza, e noi ogni anno facciamo questo premio e i tifosi tramite i social premiano, votano e premiano poi alla fine il calciatore che si è più contraddistinto, e quest'anno se la sono giocate diversi giocatori: Tutino, Palmiero, Legittimo, Dermaco, poi la spuntata del finale Palmiero col suggello del gol, il primo gol con la maglia del Cosenza. E ieri è stata una grandissima festa. Abbiamo anche premiato, e mi piace ricordarlo, il primo concorso di disegno riservato agli under 14 che abbiamo pensato per arricchire il premio Marulla. È un bambino premiato da Angelo Corsi, è scoppiato in lacrime, quindi questo sta a testimoniare il senso di appartenenza alla passione del Cosenza, e questo è anche merito dei genitori evidentemente. Quindi grandi momenti, e ringrazio veramente tutti, dalla sala di ricevimenti alla Casa Mia di Zumbano, a Giuseppe Milicchio che è stato straordinario, a tutti quelli che hanno reso sì la magia di quella sera. Assolutamente, grandi iniziative poi, Andrea, che fanno bene allo sport, creano un contatto diretto tra calciatori e tifo. Quando il tifoso entra a contatto con il calciatore, poi l'empatia che si è creata col pubblico, i dati sono chiari, il Cosenza, numeri alla mano, ha guadagnato più di 1 milione di euro nelle casse della società grazie all'apporto di un pubblico che mai come in questa stagione è stato il 12° uomo in campo. Assolutamente sì. Credo che a questo punto, Andrea, quale ti aspetti possa essere il protagonista del mercato? Allarghiamo un po' il cerchio, partendo anche dal valzer delle panchine che si sta scatenando, una Juve che sembra lontana da Massimiliano Allegri, un Inter che sta virando sempre di più su Antonio Conte, una Roma che dopo il no di Antonio Conte è tornata a sondare Giampaolo, riflette anche sulla posizione di Petrachi. La certezza è che non ci sono certezze. Sì, è tutto molto aleatorio in questo momento, partendo dalla Juve che comunque ti lascia andare un Allegri in questo momento di stagione non è di sicuro una scelta facile, perché vince un seguito di scudetti di fila, e trovare un allenatore che ti dia questa certezza è difficile. Sicuramente però i nomi che circolano sono molto importanti, soprattutto per quelli che sono gli obiettivi della Juventus, cioè quello di vincere la Champions. Si sono messi in testa di fare questo e cercano una persona che sia capace di questo. Per quanto riguarda Roma Inter. Vabbè, l'Inter non è fatto mistero, Marotta è interessato totalmente a Conte e si sta aspettando semplicemente una risposta da parte sua. La Roma ha dovuto fare una virata fortissima, perché Totti aveva fatto queste telefonate a Conte per cercare di convincerlo. È uscito fuori anche che
Il presidente Pallotta si è sentito anche con Mourinho, gli ha offerto un triennale, ma nei progetti di Mourinho non c'è la Roma, perché appunto lui ha sposato questa sua appartenenza alla bandiera nero-azzurra, non andrebbe mai in un'altra squadra italiana, e quindi sta cercando il nome giusto. Petracchi è un direttore giovane, sicuramente con l'apporto di veterani come può essere un Massara, Totti o anche stesso Pallotta stesso, troveranno una soluzione più giusta per questa squadra. La Roma ha fatto di tutto per convincere Antonio Conte, offrendogli carta bianca sul mercato, un triennale a cifre importanti, toccando anche gli 8 milioni di euro, ma Antonio Conte sta un po' giocando, avvocato, non dico con il fuoco, ma sicuramente sa oggi di essere uno degli allenatori più ambiti sul mercato e legittimamente aspetta. Avrebbe voluto inizialmente proseguire la sua avventura in Premier League con il Manchester United, che poi ha deciso di confermare Solskjaer subito dopo l'accordo raggiunto, la fumata bianca, i risultati da lì sono venuti meno. Il Paris Saint-Germain in questo momento ha ricevuto dei segnali flebili, il Paris Saint-Germain sta insistendo su Massimiliano Allegri e un Antonio Conte tutti pazzi, così come per Palmiero, anche per Antonio Conte, che oggi, da quanto ci risulta, sarebbe più vicino all'Inter, anche se aspetterà prima di tutto una risposta da parte della Juventus. Quando dici Conte poi ti viene in mente sempre Juventus, per lui la Juventus ha un fascino sicuramente importante. Ritornando però all'importanza dell'argomento citato prima, Paola, hai una personalissima curiosità su questo o sbaglio? Sì, infatti volevo chiedere all'avvocato quanto è stato importante il sostegno del pubblico per la stagione del Cosenza. Il pubblico è stato straordinario, come squadra che ha lottato per la salvezza. Sicuramente i numeri dicono Cosenza, subito dopo il Foggia, che è un'altra squadra che ha grande seguito, in trasferta tanti tifosi, da 500 ai 2000, quindi grandi numeri. In casa nelle ultime partite abbiamo avuto una media di 10.000, di oltre 10.000 spettatori, quindi è ritornato quell'entusiasmo che c'era un tempo, e questo ha contribuito sicuramente oltre ovviamente all'aspetto materiale, cioè al fondo cassa del Presidente Guarascio e delle operazioni future economiche, sicuramente a un ritorno di immagine e di entusiasmo. Poi come sarà la prossima Serie B, il ritorno della Juve Stabia, tante grandi piazze che si stanno riaffacciando al calcio che conta. Che impatto può avere la Juve Stabia, Andrea, sul prossimo campionato di Serie B? Può essere una mina vagante oppure non crede che attualmente ci siano le condizioni per imporsi da subito da protagonista? Ma guarda, abbiamo fatto questa considerazione poco fa, nel senso che una squadra che arriva in Serie B non deve fare il ragionamento di essere arrivati e avere già un risultato in mano, perché come ci hanno insegnato Crotone e anche altre società, tutto può essere il contrario di tutto. Sicuramente Juve Stabia è un ambiente importante, una città importante che ha fatto bene, ma dovrà fare quadrato, concentrarsi per presentarsi nuovamente in Serie B con le idee chiare e sapere quello che si sta facendo, piano piano. Piano piano, con la politica dei piccoli passi, tanta cara sia al Crotone del presidente Gianni Vrenna che al Cosenza del patron Eugenio Guarascio. Una Serie B che in questo momento, ricordiamo, tornerà in campo per la 38esima giornata, che vedrà il Lecce impegnato tra le mura amiche contro lo Spezia, e il Crotone che affronterà l'Ascoli, una sfida poi fratricida tra due formazioni che storicamente in questo momento rappresentano due fazioni diverse. Chi è tranquilla da un po' di tempo come l'Ascoli, chi è alla caccia del famoso punto per l'aritmetica salvezza. Un pronostico, un giro rapido, come andrà a finire, avvocato, secondo te? Un Crotone che riuscirà ad imporsi poi, oppure che dovrà temere qualche solista offensivo che l'Ascoli ha? Mi viene in mente uno su tutti, Ciciretti. Vabbè, c'è anche Ardemagni, ma il Crotone secondo me per alla fine riuscirà. C'è il Simi che è migliorato tantissimo, riesce a fare reparto da solo, quindi se non lo marchi bene ti punisce e non credo che ci saranno problemi.
Assolutamente sì, mentre Brescia sta già pensando alla prossima Serie A, Andrea, sognando Balotelli, sognando Ciccio Caputo, non è mai stata in discussione la leadership della formazione di Eugenio Corini in questo campionato? Ma guarda, Brescia se ne parlava già da che tempo, che comunque era questa formazione che piano piano è riuscita a ricavarsi il suo posto, a arrivare prima in classifica e ritrovarsi promossi in Serie A. Ed ecco, Brescia è stata una di quelle che ha fatto scouting, o che comunque sia che ha saputo scovare i propri talenti. Un nome ad esempio potrebbe essere Tonali. Uno su tutti, no, avvocato? Non si parla mai di Sandro Tonali, la sua quotazione è arrivata a toccare quota 30 milioni di euro, per meno di questa cifra il Brescia non si siederà al tavolo, il Milan è interessato, la Roma è interessato, ma oggi accontentare Cellino, entusiasmato dal ritorno in Serie A, chiaramente non è semplice. Ma Tonali con quelle cifre è difficile venderlo adesso, secondo me. Diciamo che in Serie B quest'anno i due mediani sono Palmiero e Tonali, cioè non ne ho visto altri, ho visto proprio un gioco generale poco mediocre, diciamo così, per non usare altri aggettivi, perché molte squadre affannavano, lente. Il Brescia invece è riuscito a tenere alto il ritmo, un po' come il Cosenza. Infatti vedevo Corini molte partite proprio stimolare i giocatori nel passaggio rapido della palla, anche nelle ultime partite, con diversi gol di vantaggio, perché quello ti fa vincere le partite in Serie B e ti fa arrivare sotto porta più volte, e non è un caso che è anche il capocannoniere il Brescia. Ernesto Torregrossa, Donnarumma, Tonali, una formazione che sicuramente si è ben comportata da subito, nonostante però Cellino abbia cannato la scelta iniziale affidandosi a Suazo, poi ritornando sui suoi passi, profeta in patria Eugenio Corini. Quale allenatore ti è piaciuto di più in quest'annata di Serie B, Andrea, che reputi possa avere poi un impatto futuro anche in massima serie? Guarda, la scelta è ardua perché comunque sono diversi quelli che mi sono piaciuti, sia per come hanno affrontato il discorso campionato, sia per come hanno gestito il discorso squadra, quindi non ho un nome preciso da farti, ma sono abbastanza... Io il mio ce l'ho, avvocato. Fabio Liverani, quel che tocca diventa oro. Analizzando poi il suo percorso, Genoa non è riuscito poi ad imporsi, preziosi in quegli anni mangiava allenatori forse anche più di Zamparini. Ternana, salvezza miracolosa, il ritorno a Lecce in Serie B, quest'anno giocandosi la Serie A per una neopromossa, senza dubbio penso che possa ambire personalmente ad un futuro in Serie A. Liverani o Corini? O magari qualche altro? A me viene in mente l'allenatore del Cittadella, perché il Cittadella ha avuto un budget anche molto ridotto, è riuscito a fare un grandissimo campionato anche con l'innesto poi di Morosini, che tu sai sicuramente che era anche nell'ottica di Trinchera, quindi ha fatto un grandissimo campionato. Quindi Roberto Venturato come tecnico in rampa di lancio, anche spesso sottovalutato Roberto Venturato, Fabio Liverani, Alessandro Nesta, che poi ha preso una nave saldissima dalle mani di Roberto Breda e anche lui rischia di non portarla in porto per come ci si aspettava. Forse anche a Perugia qualche riflessione per il futuro dovranno farla, non centrando l'obiettivo playoff, secondo me metterebbero a rischio anche il futuro calcistico di Alessandro Nesta. Siamo quasi in chiusura, Paolo, siamo arrivati quasi alla fine, quasi in fondo all'appuntamento odierno di tempi supplementari. Ricordiamo che dalla settimana prossima ritroverete Paolo Amedeo impegnato quest'oggi nella cerimonia che ha consegnato un premio molto prestigioso, ce ne parlerà lui, approfondiremo la prossima settimana anche questa tematica al Quirinale Liceo Sportivo Silvio Lopiano di Cetraro. A questo punto io ringrazio i miei ospiti di quest'oggi, grazie all'avvocato Antonio Aprile per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi. Grazie anche all'avvocato e agente di calciatori, il suo telefono bolle, vibrava in continuazione, chissà perché, pronto anche lui per il calciomercato. Grazie ad Andrea Leone. Grazie a voi. E grazie anche alla nostra compagna di viaggio, Paola Palmieri. Ciao Paola, giovedì prossimo. Grazie, a giovedì. Un grazie anche da parte mia a questo punto, al prossimo appuntamento con tempi supplementari. Ciao!
peggio di una iena, se torna a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera, l'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti, davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme, con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora, mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei,